Credo che lo sport, in particolare il ciclismo insomma, sui Colli Euganei, sia un grande strumento importante per molti aspetti. Innanzitutto comunque per l'educazione dei nostri ragazzi, perché ci sono anche gare di ragazzi giovani che si allenano duramente tanto tempo e oggi insomma, vogliono vedere le soddisfazioni delle gare, perché comunque è un importante strumento anche di socialità, ovviamente per tutte le età, ma perché è un potentissimo strumento anche per promuovere il territorio, per promuovere il turismo, e quindi all'interno del Parco Colli si inserisce benissimo questo tipo di evento. E sarà un evento importante fatto di 3 gare diverse che coinvolgeranno sia gli Open che i giovani e partirà, arriverà da Montegrotto, ma attraverserà anche molti altri comuni dei Colli Euganei, quindi sicuramente avrà anche un impatto importante sull'economia dei nostri territori e permetterà a tutti gli accompagnatori, oltre che gli atleti, di conoscere le bellezze dei Colli Euganei e sicuramente sarà la prima occasione per tornarci ancora. Anche quest'anno siamo orgogliosi di ospitare questo meraviglioso evento sportivo di X7 nel nostro parco, il parco regionale dei Colli Euganei, il primo parco nel Veneto, il più popolato e ora anche riserva della biosfera MAB UNESCO. Ripeto, siamo orgogliosi di ospitare il nostro territorio, un territorio che è vocato all'attività sportiva, attività che si può praticare camminando, ma soprattutto anche perlustrando i nostri colli tramite la bici, sia a livello sportivo, così semplice, sia a livello agonistico. Ecco, naturalmente questo è molto importante, per noi è un evento sia sportivo ma con ricadute anche a livello sociale, a livello culturale e anche e soprattutto a livello economico, perché molti sportivi e coloro che li accompagnano hanno la possibilità di sperimentare anche i nostri prodotti enogastronomici che rappresentano le eccellenze del nostro territorio. Naturalmente siamo un'area protetta, queste attività sono compatibili, anzi insomma, negli ultimi anni c'è stato un grosso incentivo a queste attività agonistiche e non, e la raccomandazione è però sempre quella, diciamo che pur nella prassi sportiva si faccia attenzione e ci si ricordi sempre che si va a frequentare un'area protetta e quindi ci vuole il rispetto, diciamo così, delle varie prerogative che ha quest'area. Ecco, per cui un complimenti veramente all'organizzazione che si adopera per lo svolgimento di queste manifestazioni e buon X7 2026 a tutti quanti. Queste gare si inseriscono in un periodo di bassa stagione dove abbiamo l'opportunità di far conoscere il nostro territorio a degli atleti che magari non lo conoscono, di far conoscere anche le nostre cure termali che sono fantastiche sia per gli sportivi e sia in chiave anche di riabilitazione e rigenerazione muscolare. Quindi un evento che parte da Montegrotto Terme, ma ci tengo a precisarlo, è un evento che coinvolge anche tanti altri comuni ed è un evento di destinazione turistica Terme e Colli Euganei. Questo è già il secondo anno che ospitiamo questo evento, quest'anno lo ospitiamo con una veste rinnovata perché saranno 2 appuntamenti di 2 fine settimana consecutivi e questo consentirà ovviamente ai tantissimi atleti che parteciperanno di conoscere a fondo il nostro territorio. D'altra parte è noto che noi siamo logisticamente collocati in maniera privilegiata, siamo ai piedi dei Colli Euganei e i Colli Euganei sono effettivamente una palestra a cielo aperto e penso che per i ciclisti che verranno e che parteciperanno alle gare sarà veramente un palco importante e un luogo molto stimolante sotto il profilo proprio agonistico e sportivo. In più a noi fa piacere perché ovviamente avranno modo di conoscere anche le nostre terme e quindi uniamo lo sport al concetto del benessere, della salute e anche alla promozione turistica del nostro territorio. Entrambi i weekend sono gare competitive, quindi gare agonistiche. Il primo weekend, il 21, gare open e amatori, quindi comunque gli elite e gli amatori agonisti. Una gara nazionale? Gara regionale il 21, il 22 gara nazionale, categoria allievi esordienti. Poi si passa al weekend successivo, il 28 febbraio sempre una gara regionale gravel per agonisti e la domenica 1 marzo una gran fondo di mountain bike gara regionale della Federazione Ciclistica Italiana.